Questo è Palazzo Valmarana, ci troviamo a Vicenza. Giovanni Alvise Valmarana nel 1543 aveva sovrainteso la realizzazione degli apparati effimeri in onore dell'ingresso a Vicenza del vescovo Niccolò Ridolfi, ideati da Palladio aiutato da Altrissino. Nel 1549 Giovanni Alvise aveva sostenuto ancora Palladio per le logge della Basilica. Palladio venne quindi scelto per la realizzazione del palazzo di famiglia. Il sito scelto era occupato da proprietà della famiglia Valmarana fin dalla fine del 400. Morto Giovanni Alvise nel 1558, a firmare l'inizio dei lavori è la moglie Isabella Nogarola nel 1565. Per via dell'irregolarità del sito e dei muri preesistenti, il realizzato è diverso da quanto presentato nei 4 libri dell'architettura dallo stesso Palladio, che altro non sono che un'astrazione teorica. Tanto è vero che l'estensione del palazzo oltre il cortile non era neanche nei progetti della famiglia committente, che aveva invece preferito acquistare immobili da altre parti. La facciata è particolarmente innovativa. Per la prima volta in un palazzo, un ordine gigante abbraccia l'intero sviluppo verticale dell'edificio. Palladio prende ispirazione dalla facciata che stava realizzando per San Francesco della Vigna. Come nella chiesa veneziana le navate maggiore e minore si proiettano sullo stesso piano, così nella facciata di Palazzo Valmarana appare evidente la stratificazione dei due sistemi. L'ordine gigante delle 6 paraste composite sembra sovrapporsi all'ordine minore delle paraste corinzie, in modo tanto più evidente ai margini dove la mancanza della parasta finale rileva il sistema sottostante che sostiene il bassorilievo di un soldato con insegna valmarana. Qui si può vedere la logica compositiva di Andrea Palladio, che preferisce rispetto ad astratte costruzioni geometriche le proiezioni ortogonali, che gli consentono anche un controllo puntuale dei rapporti fra interno ed esterno dell'edificio. Durante la Seconda Guerra Mondiale il palazzo venne bombardato. Nel 1960 il palazzo in rovina fu ceduto dalla famiglia Valmarana a Vittorio Luigi Braga Rosa, che condusse estesi restauri ricostruendo le parti demolite in guerra e arricchendo il palazzo con decorazioni e opere d'arte provenienti da altri palazzi distrutti, tra cui spicca la collezione di tele seicentesche dei Giulio Carpioni a soggetto mitologico. Dal 1994 è inserito nell'elenco dei 23 monumenti palladiani della città che fanno parte dell'UNESCO.